A Villa Bussandri, scrigno delle meraviglie a 2 passi dal ponte di Bassano, il tempo si è fermato. Nella Magione cinquecentesca ci sono affreschi, dipinti, arazzi e un vero museo privato del mobile e dell'arredo. La famiglia Bussandri, infatti, ha fondato le proprie fortune sul mobile in stile, diventando un punto di riferimento internazionale del settore. La notizia dell'apertura della villa in occasione delle giornate del FAI di questo fine settimana ha portato migliaia di visitatori nel complesso bassanese, che risulta essere ai primi posti in Veneto fra i beni più visitati. Si parla di 6.000 presenze in 2 giorni e, vedendo l'afflusso e le file che i partecipanti si sono sobbarcati pur di abbeverarsi alla grande bellezza di Villa Bussandri, non c'è da stupirsi di questo risultato. Un successo che ce lo aspettavamo, però raggiungere o forse superare le 6.000 presenze siamo andati un po' oltre le nostre aspettative. Stiamo aspettando i risultati ufficiali, ma comunque noi siamo sicuramente fra i beni più visti in tutto il Veneto e questa è una soddisfazione non solo per noi. Per i 120 ciceroni, apprendisti ciceroni delle scuole che hanno partecipato, che hanno dato tutto loro, perché fino a sera, ieri 7:30 di sera eravamo ancora lì, partiti alle 8 del mattino, senza interruzione. Record regionale o no, poco importa. L'afflusso a Villa Bussandri ha confermato che Bassano e il suo territorio hanno molto da offrire alla cultura e possono diventare un faro per il turismo veneto in generale.